il famoso sorgo rotto. Ciao ragazzi, bentornati a Recoaro. Dunque, El Fornaro, l'Oste, El Munaro, Far su el Maggio, i Bandoti, insomma, tanti petali di un'unica corolla che va a comporre il fiore della chiamata di marzo. Oh, ormai ci siamo, Domenica 23 febbraio c'è la grande sfilata. E qui ormai nelle contrade si lavora per ultimare gli ultimi dettagli perché tutti ci tengono a fare bella figura, a lasciarsi ammirare e a guardare gli sguardi di chi guarda il loro carro. Andiamo in contrada. Oh! Che carro è questo? E questo qua è il carro El Borosso della contrada Ongaro. È il Borosso? Cos'è? Il Borosso, che di solito durante la sfilata si pensa che tutto sia il Borosso. In realtà il Borosso è questo carro qua. Ed è il mezzo di trasporto che viene utilizzato per trasportare i pali del cantile, in italiano i pali di castagno. Per cosa questi pali? Venivano utilizzati sia per realizzare i pali del telegrafo, sia anche come piantoni in ambito navale. A tuttora il cantile viene utilizzato come approdo per le navi. Era un'attività importante per i requaresi questa? Era un'attività importante soprattutto per le famiglie che vivevano vendendo il legno di castagno. Infatti viene marchiato alla fine del procedimento viene marchiato con il numero che è il numero è come una specie di sigillo di controllo qualità moderno, no? È il numero che rappresenta la famiglia che vende il palo. Le misure, questi pali qua dovevano essere come minimo 8 metri di lunghezza, 22 centimetri in testa e 54 in fondo di circonferenza. Regole ferree, insomma. Regole ferree, le misure bisognava stare molto attenti a rispettare le misure, anche perché venivano utilizzati per i pali del telegrafo, quindi dovevano rispettare alcuni canoni. Praticamente nel destragno era una delle attività più diffuse, quella della coltivazione, sì, dell'utilizzo del paio di castagno per fare quello che era la linea telegrafica. La zona è ricca di castagni, attualmente stanno un po' andando in maiore, diciamo, perché purtroppo fra cancro e abbandono, certo, soprattutto del bosco, stiamo perdendo un po' tutte queste caratteristiche. Quindi voi perché siete qui? Siamo qui per ricordare un po' le attività che fino agli anni 70, 65, 70 erano in voga nella nostra vagliata. È un orgoglio della memoria? Certo che sì. Perché il Munaro? Perché noi altri qua il Munaro è una roba un po' tradizionale del paese, comunque la farina è una roba del nostro territorio, che è il sorgo, piantiamo qua dentro il campo, qua c'è un campo di sorgo, adesso basta, però la tradizione mi rende ora che abbiamo anche il Munaro. Ma quindi qua adesso cosa fai? Qua adesso abbiamo due macchinette, una sgrana panoce, che ora la cava il sorgo dal torso come, e dopo abbiamo una masina sorgo che fa farinasso, volendo che siano dei registri che si può farla anche più fina come farina per fare la polenta. Ma dopo facevo anche la polenta? La polenta quella sì, soprannome mio, Polentina, sì, Alberto Polentina, sempre mio. Le origini della chiamata di marzo, intesa come rievocazione di mestieri e tradizioni antichissime, si perde un po' nella notte dei tempi, anche se il primo documento ufficiale che ne parla porta la data del 1818. Sebbene non sia un carnevale classico come comunemente viene inteso, anche nella chiamata di marzo è insito quel messaggio di augurio per la buona stagione, per l'arrivo della primavera e l'abbandono dei mesi freddi tanto desiderato. Quindi è la vita che rifiorisce, che ricomincia, e con essa anche le arti contadine,
quelli che venivano praticati proprio durante l'inverno per costruire gli strumenti che sarebbero poi serviti durante i mesi estivi. Cosa sono le gavenier? Le gavenier sono un cesto, diciamo, perché è un po' complicato da descrivere, un cesto che serviva una volta per portare fuori dal bosco o dal prato le foglie o il fieno. Venivano riempiti appunto con le foglie e il fieno e poi venivano portate o sulla testa oppure in due o su un carrettino. Noi le useremo in questa maniera durante la chiamata di marzo, in testa, i bambini le terranno in mano e poi avremo un carretto dove ne metteremo un paio per dimostrazione. Con che materiali sono fatte? Sono fatte con i cerchi, questi qua più grandi, diciamo, sono di solito in castagno. E queste qua si chiama... Le stroppe? Le stroppe si chiama, dopo non so se sia un nome particolare in italiano, comunque le stroppe, gialle o nere. C'è chi che dice meglio nere, chi che dice meglio gialle, dipende se è un po' la campana del paese, della contrada. E chi è che le fa? Allora, le fa, noi abbiamo il nostro maestro che si chiama Miglieto, che abita su a Requaro e ci ha insegnato un po' come farle. Poi abbiamo avuto i nostri alunni qua, valorosi e Beppe e il nonno Arduino che anche lui, anche se è un po' forano diciamo, aveva anche un po' un'idea di come farle, per cui un po' in tutti le abbiamo fatte. Vale? Perché lo fate? Perché è una tradizione, è uno strumento che ormai è proprio scomparso, anche perché queste qua in realtà una volta fatte le si smassisse facile. Per cui è difficile averne una di menona, per esempio, perché dopo le si usura. E quindi per mantenere un po' questa tradizione, Emilietto, il nostro maestro, che tiene tantissimo, che ne ha tantissime e tante forme, abbiamo deciso di proporre questo carro, anche perché la cosa bella, se piove se neviga, gli altri che a testa aperta. Non c'è angolo nel territorio di Requaro in cui qualcuno non sia coinvolto direttamente o indirettamente nella preparazione della chiamata di marzo. Mi viene da definirla una coralità diffusa, voci sparse sul territorio, voci sparse sui versanti che guardano il capoluogo, ma che poi cantano all'unisono. E c'è un tratto comune che unisce tutto questo, la forza dei ricordi, incorporati nelle costruzioni che nascono in ognuna di queste contrade. Ma quante persone sono coinvolte nella chiamata? A livello di figuranti saranno sulle 1800 quest'anno, penso. Adesso abbiamo gli ultimi numeri da raccogliere, comunque, e poi ci sono 150 volontari tra protezione civile, alpina, carabinieri in congedo, vigili del fuoco e forze dell'ordine in genere. E le contrade? Le contrade saranno una cinquantina, praticamente tutta la conca di Smeraldo, Fongara, tutta, sì. È una comunità che si muove. Comunità. Sì, proprio è la festa del paese per eccellenza. Però tutti partecipano, questo è il dato bello. Sì, tutti hanno orgoglio di partecipare, vogliono partecipare, cioè le assentono fino a dicembre, che le iscrizioni finiscono diciamo a gennaio. Si hanno 4-5 carri, poi a gennaio cominciano a respirare proprio, le chiamate esplodono, cioè tutti arrivano e tutti vogliono salire sul treno in corsa, diciamo. Più di 70 tra gruppi e figuranti, ma non è che scatta un po' una competizione fra le contrade? Un po' di competizione c'è, ma è una competizione sana. Tutti vogliono far vedere cosa fanno e lavorano per fare il carro più bello. Però alla fine si fa festa, l'importante è fare festa. Però c'è sempre quell'orgoglio che fa dire è il mio carro il più bello del tuo. Quello sempre. Tutti sono un po' in lotta perché uno deve emergere sugli altri. Sempre, il loro carro è sempre quello più bello, logicamente. Ma alla fine si fa festa, ci si ritrova in piazza e si fa festa tutti assieme. La chiamata di marzo è anche questa, del resto ci vuole sempre un pizzico di sana competizione. Continuate a seguirmi, c'è ancora un altro video che vi aspetta, un altro viaggio nelle contrade.
Le cantierate requeresi continuano. State con me.